concorrente in meno sulla strada verso l'assegnazione dei giochi invernali a Cortina Milano. I cittadini di Calgary hanno detto no, resta solo Stoccolma, ma la candidatura italiana è favorita. Zaia dice non abbassiamo la guardia. Rocambolesca fuga di uno dei ladri del colpo a Palazzo Ducale. Il bandito beffa la polizia croata fuggendo dalla toilette mentre stava per essere interrogato al Palazzo di Giustizia. Il grazie della Regione e del Comune di Roccapietro, il plauso delle istituzioni, commuove il gesto del bimbo di 9 anni di Mira che ha donato 5 euro per la montagna devastata dal maltempo. Intanto nelle zone colpite continua la ricostruzione. Per mesi è riuscito a non pagare l'autostrada tra il Padovano e il Veneziano, accodandosi alle auto che lo precedevano nella corsia del Telepass, un commerciante padovano stangato. Ladri in casa e attimi di paura per un'anziana di Quarto d'Altino che ai nostri microfoni lancia un appello rabbioso: ridatemi almeno le fesi del matrimonio. Le confessioni della sua parrocchia scarseggiano, così un sacerdote del Veronese fa stampare e distribuire degli ironici buoni penitenza gratuiti per invitare al sacramento italiani vanno a ruba. A 10 anni dalla conquista del titolo mondiale di ciclismo su strada, Castelfranco sabato festeggia il suo campione, Alessandro Baldan. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben trovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. Dunque in primo piano le Olimpiadi invernali, la corsa alle Olimpiadi invernali 2026, perché c'è una concorrente in meno sulla strada verso l'assegnazione dei giochi invernali alla candidatura italiana, quella di Cortina e Milano, perché i cittadini di Calgary, la candidata canadese, hanno detto no attraverso un referendum. Di fronte a questa notizia, il commento del presidente Zaia: dobbiamo lavorare con ancora maggiore attenzione e non abbassare la guardia. Sentiamo. Non una maggioranza schiacciante, ma pur sempre una maggioranza, il 56,4% dei cittadini di Calgary che hanno espresso il loro parere sulla candidatura della città canadese alle Olimpiadi invernali del 2026 ha detto no. Ora sarà il Consiglio municipale a decidere se assecondare la volontà popolare o meno, trattandosi solamente di un referendum consultivo, ma tutto fa pensare che la decisione andrà in questa direzione e se così sarà, in gara per i giochi rimarrebbero Cortina Milano e Stoccolma, che non se la passa molto meglio di Calgary. In realtà su questo tema anche la capitale svedese ha da risolvere diversi problemi di natura politica ed economica fra governo nazionale e autorità locali, e così la candidatura di Cortina e Milano prende sempre più piede. A questo punto, commenta il governatore del Veneto Luca Zaia, ricevuta la notizia dell'esito del referendum di Calgary, dobbiamo sostenere la candidatura Cortina-Milano con ancora più tensione e determinazione di prima, a cominciare dall'andare a Tokyo ancora più forti e convinti delle qualità della nostra proposta. Sarebbe un errore calare la tensione per un possibile avversario in meno, perché non si vince adesso ma il giorno dell'assegnazione ufficiale da parte del CIO. A Tokyo il 28 novembre il dossier Cortina Milano sarà presentato al Comitato Olimpico Internazionale dal presidente del CONI Giovanni Malagò. Ce la dobbiamo fare, conclude Zaia, e allora non c'è che mettersi pancia a terra e lavorare uniti e forti come finora. E adesso la cronaca e torniamo a parlare del colpo al Ducale, il colpo record al Ducale. Come abbiamo raccontato nei giorni scorsi, la banda è stata sgominata, ma uno dei ladri è già riuscito a scappare beffando in modo roccambolesco la polizia croata. Ci racconta tutto da Venezia Ilaria Marchiori. Ilaria. Buongiorno da Venezia, dove a meno di una settimana dall'arresto dei ladri che lo scorso gennaio hanno eseguito il clamoroso colpo a Palazzo Ducale rubando i gioielli della collezione del Maharaja, uno degli arrestati si è già dato alla fuga. Si tratta del serbo Dragan Maledonovic, di 54 anni, che è stato appunto arrestato giovedì scorso ed è riuscito a scappare dopo appena 2 giorni, uscendo dalla finestra del bagno dove era stato accompagnato prima di essere ascoltato dal giudice che gli doveva contestare le accuse dei magistrati e della polizia veneziana. Una fuga clamorosa tanto quanto il furto eseguito al Ducale, proprio sotto il naso dei poliziotti croati che l'avevano arrestato mentre cercava di raggiungere la Serbia dopo aver capito che il resto della banda era stata arrestata. Infatti si tratta proprio della quarta persona, del quarto ladro che è stato preso al confine mentre cercava di fuggire. Uno smacco per le autorità croate, che fin da subito si erano dimostrate collaborative con gli investigatori della squadra mobile di Venezia e dei servizi centrale operativo di Roma.
investigatori che tra l'altro, oltre a individuare i 6 responsabili, avevano proprio fornito ai colleghi croati le varie identità che erano state utilizzate dai ladri non solo per commettere il furto a Palazzo Ducale, ma anche quelli precedenti, come ad esempio il capo, quello che ha considerato il capo della banda, Tomic, che sarebbe il Pink Panthers dei 6 presunti ladri individuati. Comunque questo Dragan Maledovic, che quasi sicuramente è riuscito a raggiungere ormai la Serbia, rende ancora più le cose complicate per la sua estradizione una volta individuato. Infatti in quel paese è ancora latitante Goran Perovic, 48 anni, il secondo serbo del gruppo. Non resta che attendere di sapere se e quando lo troveranno. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori. Ancora la cronaca e la tragica morte del bambino di 2 mesi di Ponzano, vittima di un incidente domestico. La procura di Padova ha deciso di far svolgere l'autopsia, ma nessuno è stato iscritto ad oggi nel registro degli indagati. Sarà affidato in giornata dalla Procura di Padova l'incarico per l'autopsia sul corpicino del piccolo Martino Scatena, il bimbo di appena 2 mesi di Paderno di Ponzano, morto sabato all'ospedale Patavino per il grave trauma cranico, riportato al mattino in casa, mentre in braccio al papà che scendeva le scale è finito con la testina contro lo stipite di una porta. Le cause della morte sono già evidenti, il magistrato vuole tuttavia escludere eventuali responsabilità mediche, poi se non si riscontreranno anomalie il fascicolo passerà per pura formalità alla Procura di Treviso. Tutto fa pensare che il caso dal punto di vista giudiziario si chiuderà lì. Il padre del bambino, Diego Scatena, maresciallo in servizio alla Guardia di Finanza di Treviso, non è stato iscritto nel registro degli indagati. Nella sua condotta non è stata ravvisata alcuna colpa o negligenza. Il piccolo è morto per un banale e tragico incidente domestico e la peggior condanna per i genitori, papà Diego e mamma Sara Bortoluzzi, rimane la sua perdita. Di incidente parla anche la famiglia, straziata da un dolore indicibile. Terminati gli accertamenti, la Procura darà il nulla osta ai funerali che saranno celebrati nella chiesa di Vascondi Carbonera, di dove è originaria la mamma. E ora parliamo della montagna devastata e della corsa solidale per la montagna devastata, perché sfiora già il milione di euro la cifra raccolta dal conto corrente attivato dalla Regione per raccogliere fondi da destinare all'aiuto alle popolazioni colpite dalla drammatica ondata di maltempo di fine ottobre. Lo stesso conto corrente che vedete in sovraimpressione proprio ora. Oggi, ha fatto sapere il Presidente Zaia, abbiamo fatto il primo punto dell'andamento dei versamenti. Devo dire che tanta generosità, ha detto, da parte delle persone e delle aziende che hanno sottoscritto è commovente. A tutto lunedì scorso, riferisce il Governatore, erano stati raccolti esattamente 955.485 euro attraverso 8.418 versamenti. In così pochi giorni, stante che la raccolta è iniziata il 5 novembre, si tratta di un altro gran bel record dei veneti. E Zaia tiene in particolar modo a sottolineare che ci sono tantissimi versamenti da 5, 7, 10 euro. Il simbolo, ha detto, di una bella gara di solidarietà di popolo, nella quale ognuno ha messo quel che poteva e tutti hanno dato il massimo. E a proposito di donazioni di 5 euro, da ieri commuove il Veneto, quel gesto non è arrivato attraverso il conto corrente ma attraverso una letterina e un disegno, il gesto di Achille, questo bimbo di 9 anni veneziano che ha spedito una lettera al sindaco di Roccapietore donando tutti i suoi risparmi, ovvero 5 euro. Il più bello aiuto che ha avuto Roccapietro in questi giorni è questa lettera di questo Achille che ormai è diventato un nostro amico. Achille, 9 anni appena, di Mira nel veneziano, ha preso carta e penna, ma non solo, anche matite e colori, e ha scritto al sindaco di Roccapietore, comune bellunese ai piedi della Marmolada, tra i più colpiti dal maltempo delle scorse settimane, inviandogli 5 euro. Mi piace molto andare in montagna, scrive Achille, e siccome mi dispiace per quello che è accaduto vorrei rivedere montagne con i boschi. Vi dono un aiuto con i miei risparmi. Ci ha commosso un po' tutti e abbiamo tenuto la lettera proprio come un oracolo, perché è un bambino dolcissimo che probabilmente ha dato, non dico tutto quello che ha, ma buona parte di quello che aveva nel salvadanaio. Il piccolo Achille racconta al sindaco di amare così tanto la montagna da voler entrare da grande nel corpo forestale. Adesso cercheremo di contattarlo e lo ringrazieremo nel migliore dei modi. Intanto la faccio girare perché è proprio simbolica della situazione e anche del
della grande umanità di questo nostro amico piccolo. Intanto, mentre il ministro Bussetti ha stanziato le risorse necessarie per i primi interventi urgenti su 38 scuole del Veneto danneggiate dal maltempo, 1,4 milioni finanziati da subito per le scuole, nelle zone colpite nella montagna continua l'opera di ricostruzione a tempo di record, ma non mancano purtroppo nuovi casi di sciacallaggio. Gli sciacalli non si fermano nemmeno davanti al dramma dell'alluvione. Approfittando della confusione che ancora regna nell'Agordino devastato dal maltempo, i ladri come avvoltoi hanno saccheggiato 2 abitazioni ed un negozio di gioielli di Agordo. Hanno arraffato 1.500 euro e 2 pistole in una casa, 1.000 euro nell'altra ed un prezioso anello nella gioielleria. Indagano le forze dell'ordine, costrette ad occuparsi anche di questi gesti ignobili in un territorio che in questo momento ha ancora un enorme bisogno di aiuto e sostegno, quello che ha chiesto al governo il presidente di Confindustria Veneto Matteo Zoppas visitando le zone disastrate. Il sistema imprenditoriale veneto è pronto ad offrire la propria solidarietà ed il proprio contributo a cittadini ed imprese del Bellunese, ma, ha detto Zoppas, chiediamo anche al governo di mettere le imprese nelle condizioni di affrontare il picco di lavoro necessario alla rimozione dell'impressionante quantità di alberi falciati dal vento. Intanto nelle valli si continua a lavorare incessantemente perché se molto è stato fatto, molto resta ancora da fare prima che arrivi la neve. Di grave c'è da ripristinare la viabilità in tutte quelle zone dove magari un ponte è crollato, dare un ponte provvisorio affinché anche le frazioni più lontane possano non abbandonare le case perché non ci si potrebbe più arrivare. Poi sono quelle di dare l'acqua con stabilità nella zona più a nord di Roccapietore perché in questo momento ancora hanno un depuratore provvisorio, quindi si spera che invece arrivi il ripristino dell'acquedotto e poi anche verificare che la corrente elettrica non ceda alla prima nevicata come successe tanto tempo fa. La cronaca adesso con il commerciante padovano che ha letteralmente scroccato per mesi l'autostrada tra Padova e Venezia, accodandosi alle auto che lo precedevano nella corsia dei telepass. Si accodava ad altre auto in uscita al casello dell'autostrada per non pagare il pedaggio. L'abile mossa gli è riuscita per una 80 di volte nel giro di 6 mesi per un risparmio e un danno per la concessionaria CAV di circa 5.600 euro. Poi però è scattata la denuncia della società autostrade e un commerciante 58enne di Montegrotto è finito a processo per truffa. Il Tribunale di Venezia lo ha condannato a 1 anno e 3 mesi e a 600 euro di multa. Non è stato facile notificargli l'avviso di reato visto che l'auto usata dal commerciante era intestata a un'altra persona. Per ricostruire i suoi movimenti è stato necessario setacciare gli agganci alle celle del telefonino. Ancora dal Padovano si è conclusa con 2 denunce una serata ad alto tasso alcolico di un 42enne senza fissa dimora a Montagnana. Interruzione di pubblico servizio e porto abusivo d'armi sono le 2 denunce di cui dovrà rispondere un 42enne senza fissa dimora di origine marocchina. Per interrompere la sua performance in viale Spalato a Montagnana sono dovuti intervenire i carabinieri di Este. In evidente stato d'ebbrezza e trovato tra l'altro in possesso di un coltello a serramanico, l'uomo si è prima sdraiato davanti ad un'auto impedendone la marcia, quindi davanti ad un autobus, e poi rotolato sotto il mezzo e ci sono voluti una 40 di minuti per riuscire a farlo uscire. Sul posto anche i sanitari del 118. Ed ora la sicurezza e le raffiche di furti nelle abitazioni. A Quarto d'Altino un'anziana appunto si è trovata la casa svaligiata e lancia adesso un appello ai nostri microfoni. L'80enne Maddalena Golfetto è ancora sconvolta e trattiene le lacrime a stento. I malviventi entrati di pomeriggio a casa sua dalla terrazza di una cameretta al primo piano di via Leopardi, a 2 passi dal centro di Quarto d'Altino, le hanno messo sottosopra l'intero appartamento per cercare i pochi averi che la pensionata teneva in casa. Hanno portato via tutto l'oro, indumenti, soldi e più di tutto che mi interessa sono le fedi. Fra i vestiti erano nascoste alcune banconote, ma quello a cui teneva di più la signora Maddalena non sono gli oggetti in oro e di contanti. La donna al nostro microfono confida la sua rabbia. I malviventi, oltre a lavorare indisturbati, una volta entrati nel bagno hanno trovato un portagioie dove erano riposte le 2 vere del matrimonio e con gli occhi lucidi ci confida:
Le fedi erano state saldate insieme, non posso rimanere senza quel ricordo. Sono andati in bagno, hanno trovato questa scatoletta che c'erano dentro gli orecchini, l'orologio e queste fedi. Le fedi erano particolari, perché? Perché erano affettivi per me. Se i malviventi hanno un cuore, dovrebbero capire ed avere la bontà di restituirmi quei pochi grammi d'oro che certamente a loro non cambieranno la vita. Vivo sola e quell'anello è il mio ricordo più caro. E io non è che ho paura, ho rabbia. Dentro di me c'è tanta rabbia, tanta, perché non deve succedere queste cose. Nello stesso giorno, a Quarto d'Altino, la banda di malviventi ha compiuto un vero e proprio raid entrando in altre 2 case. L'indomani stessa missione e a farne le spese questa volta sono state altre famiglie. Fino alle 6 penso che sono stati qua da me e dopo altre famiglie. Quante? 2. Il giorno dopo anche? E il giorno dopo un'altre 2. Sono molti i residenti allarmati che chiedono, visto l'intensificarsi dei furti negli appartamenti, un maggiore controllo da parte delle forze dell'ordine. Allora l'economia e la riforma del credito cooperativo che riceve un'altra critica importante, quella del più importante, del più rappresentativo dei sindacati dei bancari in Veneto, il sindacato Fabi. Una riforma che snaturerà il credito cooperativo. Ne è convinto il sindacato dei bancari, Fabi, maggioritario in Veneto e in Italia, preoccupato anche per i posti di lavoro. Sono già sparite le banche popolari e adesso le banche di credito cooperativo dovrebbero entrare nell'orbita di una capogruppo che diventa una SPA, però da metterla al sicuro ci sembra, a noi sindacato Fabi, ci sembra che questa adesione alle capogruppo diventa invece un controllo vero e proprio della capogruppo che avrà troppi e ampi poteri. Quindi abbiamo il timore che da gennaio del 2019 le banche di credito cooperativo non abbiano più l'autonomia che hanno prima e non potranno più servire come prima il territorio. Il passaggio da micro a macro per queste banche presenta anche una macro anomalia. Quindi i soldi li hanno in mano le BCC, i soldi sono rappresentati dai soci, ma comanderanno le capogruppo che non apportano capitale, quindi è un po' una cosa molto strana. Che ci azzecca, verrebbe da dire che la capofila decida come usare i capitali della BCC di un paesino del Veneto. Ci azzecca con il controllo sui capitali impegnati, i prestiti, le esposizioni e alla fine il bilancio. Ma in Germania, evidenzia Azzolin, le BCC fanno una sorta di mutuo controllo dei bilanci, collaborando tra loro ma rimanendo autonome e sempre di riferimento per famiglie, artigiani e agricoltori. Cioè il 90% della clientela bancaria italiana è formata da piccoli risparmiatori, commercianti, artigiani, il 10% statisticamente è rappresentato da le grandi aziende. Noi banche di credito cooperativo dobbiamo continuare a seguire la nostra fetta di mercato, che è quel 90% di piccola clientela, siamo delle piccole banche. Ieri sera 20:10 ospite il sindaco di Treviso Mario Conte, che ha anticipato molti interventi per il capoluogo della Marca, tra questi l'idea di togliere la corsia bus in Viale della Repubblica, sperimentazione della giunta precedente, e anche l'avvio alla circolazione del 60% di bus elettrici in centro entro Natale. Sentiamo le sue parole. È stata voluta dalla precedente amministrazione questa sperimentazione di circa 200 metri di corsia riservata agli autobus, sperimentazione che al momento sta creando più disagi che vantaggi, quindi siamo francamente orientati al ritorno al passato, cioè togliere quella corsia per lasciare la viabilità come era prima. Mi scuso anche con i cittadini, però a volte le sperimentazioni sono necessarie perché quella corsia consente comunque di risparmiare qualche minuto agli autobus. Siamo riusciti a stanziare nella variazione di bilancio ben 200.000 euro per la sostituzione delle caldaie più inquinanti. È un grandissimo risultato, anzi un risultato straordinario, basti pensare che negli ultimi 5 anni sono stati stanziati 150.000 euro. Noi in un anno solo riusciremo a metterne 200 perché vogliamo
che la nostra città sia meno inquinata. Già dal mese di dicembre partiremo con il primo stralcio dei bus elettrici, un grande risultato ottenuto attraverso un grande lavoro che il vice sindaco De Checchi, insieme sempre all'assessore Manera e all'azienda MOM, sta portando avanti. Riusciremo a togliere già il 60% dei bus tradizionali in centro storico, sostituendoli con i bus elettrici, quindi delle intere linee verranno sostituite, portando degli evidenti vantaggi per coloro che frequentano il centro sia a piedi che in bus, quindi una grande svolta, e sarà solo il primo stralcio. Pochi istanti di pubblicità, poi torniamo subito. Rieccoci in studio in diretta alla prima edizione dei nostri telegiornali. Andiamo a Venezia con la protesta dei residenti di Baia del Re. Sentiamo perché. Mi abito sopra qua i balconi, vabbè, parlo veneziano perché mi mega sconto, mi mega messo dentro in prigione, perché mi mega sconto l'aria, la visibilità e tutto quanto, e con i rami che mi vengono fin dentro casa perché piende mussati e piende tutto. Anni di mancate potature hanno portato i rami degli alberi a lambire le finestre dei residenti in Sacca San Girolamo, popolata zona di Venezia meglio conosciuta come Baia del Re. È solo uno dei molti problemi di un'area della città storica semidimenticata dall'amministrazione, forse perché lontana dagli itinerari più battuti dai turisti. Tuttavia non è stata risparmiata dagli effetti più deleteri dell'invasione, come dimostrano le ampie crepe sulla riva affacciata sulla laguna nord, dovute, raccontano i residenti, all'impatto con gli scafi dei lancioni Gran Turismo. Si attraccano direttamente sulla riva e di conseguenza col moto ondoso che c'è qui battono sulla riva con i bottazzi, i cappelletti in ferro, in metallo, e procurano questi danni sui marmi. A risolvere il problema basterebbe qualche bricola. Lo stesso intervento richiesto dagli abitanti per il tratto terminale di Fondamenta di Canareggio. Qui si trovano spesso ad attraccare le ambulanze, raccontano, data l'età media molto alta della popolazione e la vicinanza delle penitenti, un centro residenziale per anziani non autosufficienti. Quando c'è un minimo di acqua alta, ma minimo 100 centimetri, non di più, non ha la possibilità di scaricare. Attualmente, ancora tuttora, questa riva è segnalata sul sistema territoriale, il sito del comune, con tutti quanti i posti segnalati, come riva pubblica di scarico. Non si capisce perché da 2 anni a questa parte, da quando le 3 redini, i vermi sono mangiati 2 pali, questi pali non vengono sostituiti. Ancor più grave in caso di acqua alta è il problema dei collegamenti, vista l'impossibilità di passare col vaporetto sotto il ponte dei 3 archi. Quando c'è l'acqua alta, i vaporetti 41 e 51 fanno il terminal e lasciano tutta la gente ferma per un paio d'ore e non possono andare da nessuna parte. I residenti chiedono che vengano posizionate delle passerelle per attraversare la fondamenta e raggiungere il sottoportico distante appena qualche metro, evitando così di rimanere imprigionati per ore sull'imbarcadero. Si tratta di interventi dal costo irrisorio che però migliorerebbero di molto la qualità della vita dei cittadini, nota la capogruppo PD in Consiglio Comunale Monica Sambo. A volte sarebbe sufficiente un po' di attenzione in più. Siamo venuti a visitare il territorio, abbiamo depositato 4 interrogazioni interpellanze che speriamo avranno presto una risposta. Crediamo che la politica debba fare questo, cioè venire a parlare con i cittadini, capire le problematiche del territorio e proporre anche delle soluzioni. A proposito di soluzioni, ma cambiamo decisamente argomento, guardate cosa si è inventato il parroco di Pressana e Roveredo di Guà, nella bassa veronese, Don Dino Rampazzo, dei buoni penitenza, delle tessere per il perdono da consumarsi, preferibilmente, dice Don Dino Rampazzo, scrive, entro Natale 2018, una iniziativa ironica con questi tagliandi, ecco li vedete adesso in onda, che sono stati distribuiti in edicola dalla parrucchiera al bar del paese, che ha stampato lo stesso parroco. Tutto è nato dall'idea di invitare i credenti a usufruire del sacramento della confessione, un sacramento che in gran parte è disertato e questa parrocchia evidentemente non fa eccezione, e allora il parroco dice: ho raccolto l'invito di Papa Francesco di fare pastorale fuori dalla chiesa, di incontrare le persone e spiegare loro che Dio non è lontano, ma ci viene incontro dappertutto. Allora questo invito, questi buoni ironici del perdono,
distribuiti in tutto il paese e a quanto pare sono andati a ruba, tanto che ha dovuto ristamparne altri. Adesso invece è una festa, la festa di Castelfranco, fra qualche giorno per il suo campione Alessandro Ballan, 10 anni fa il titolo mondiale di ciclismo su strada. Vai Ballan, vai, sei solo! È una giornata che mi ha cambiato la vita, anche se penso di essere ancora quello di prima. 28 settembre 2008, Varese. L'ultimo ciclista italiano a conquistare il titolo mondiale su strada è figlio della Marca, o meglio della Castellana. Alessandro Ballan sulla cima del mondo e un popolo di appassionati in festa quando l'eroe torna a casa. 10 anni fa, sembra ieri, 2 lustri da festeggiare. La sua Castelfranco lo farà sabato al Teatro Accademico, una festa mondiale per Alessandro. È un castellano e quindi era giusto celebrare quel momento nel migliore dei modi. Io ho avuto modo di dire che ci sono momenti in cui la storia lascia dei segni attraverso simboli, attraverso numeri, attraverso frasi. 51-151 ricorda Francesco Moser e il suo record dell'ora. Un uomo solo al comando, la sua maglia bianco-celesti, il suo nome è Fausto Coppi, ricorda l'impresa di Fausto Coppi. Vai Alessandro, non ti voltare, ricorda l'impresa di Alessandro ben 10 anni fa. Me lo hanno chiesto in molti, confessa emozionato Ballan, e grazie al comune tutto questo diventerà realtà, per amore di una città che non ha mai voluto lasciare. Diciamo che avevo avuto l'opportunità di prendere residenze fuori, all'estero, però ho sempre voluto stare a Castelfranco perché Castelfranco è la mia città, ho la mia famiglia, mi piace passeggiare nella piazza di Castelfranco, quindi mi piace proprio viverla. Una serata in collaborazione con il Panathlon Club di Castelfranco, un'occasione anche per parlare di sicurezza sulla strada, per chi sale sulle 2 ruote. Da 2 anni mi sono messo in prima linea per proporre questa legge sul sorpasso al ciclista a 1,5 metri e quindi c'era l'opportunità di fare questa collaborazione con le vittime della strada. Abbiamo colto l'occasione per dare anche un po' più di senso a questa mia serata. Fra pochissimo, ore 13, parliamo di salute e di 2 temi importanti, la riabilitazione respiratoria e le malattie reumatiche. Lo facciamo con il dottor Luigi Di Donato, pneumologo dell'US 4 Veneto Orientale, e il dottor Massimo Rizzi, direttore dell'unità operativa complessa di medicina, sempre dell'US 4 Veneto Orientale. Poi questa sera, 20:10, torneremo a parlare della montagna, faremo il punto della situazione con l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacin. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Sarà una giornata all'insegna di un tempo in genere stabile sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto locali foschie o nebbie al mattino, sulle pianure ma in rapido dissolvimento col passare delle ore. Cielo molto nuvoloso coperto un po' su tutte le province, ma in genere senza ulteriori conseguenze. Maggiori schiarite a partire dal pomeriggio. Temperature minime tra 8 e 12 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 15 e 18 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà possibile qualche foschia mattutina sulle vallate alpine, ma migliorerà a partire dal pomeriggio. Altrove sarà soleggiato ovunque con cielo al massimo poco nuvoloso, non sono previste precipitazioni degne di nota. Temperature minime tra 10 e 11 gradi. Valori massimi compresi invece tra 16 e 19 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Bel tempo su tutti i settori della nostra regione, sarà infatti ampiamente soleggiato ovunque e il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, salvo per qualche innocuo addensamento sulle aree meridionali. Temperature minime tra 4 e 7 gradi, massime oscillanti invece tra 17 e 18 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.